Ben ritrovati dalla redazione. Poco prima delle 20 di ieri, il tram di Opicina è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell'incrocio tra via Commerciale e salita Conconello a Trieste. Uno scontro con un furgone che ha determinato la sospensione momentanea del servizio. Il tempo che le pattuglie della polizia locale concludessero i rilievi, poi le corse sono riprese fino alle ultime serali. Un sinistro non grave, ma che è capitato a 2 ore dalla piena ripresa del collegamento lungo la Trieste-Opicina, interrotto da mercoledì mattina a causa di una avaria all'impianto, un guasto tecnico all'azionamento elettrico della funicolare che ha reso necessario sostituire alcuni componenti elettronici e completare una serie di test di sicurezza. Tra evasione e porto abusivo di armi, i carabinieri hanno effettuato un arresto e 4 denunce in una sola serata di controlli straordinari in tutta la provincia di Trieste. Nel dettaglio, il personale del comando di via Ermet ha arrestato per evasione un 67enne italiano condannato ai domiciliari per furto aggravato. L'uomo si trovava fuori casa senza autorizzazione. Sono stati poi denunciati un cittadino thailandese di 35 anni, già gravato da avviso orale poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico, un cittadino pakistano 22enne con precedenti che aveva con sé un coltello, e infine un cittadino tunisino classe 20enne e una cittadina bulgara 17enne, entrambi pregiudicati in quanto trovati in possesso di spray al peperoncino di tipo non ammesso. Sono state inoltre controllate 43 persone, 17 veicoli e 5 esercizi pubblici. Cambiamo argomento. Per il comitato Nuovo Via l'opera non ha più la copertura finanziaria in quanto sono venute meno le risorse assegnate con il PNRR e dunque permane l'incertezza di poter utilizzare il fondo integrativo da 14 milioni dedicato al piano. Ne consegue che tutto quanto fino ad oggi è stato impegnato e speso a supporto della progettazione, anticipando e attingendo a risorse finanziarie comunali, si configura come un debito fuori bilancio. Le risorse impegnate dal decreto di giugno 2025 non possono essere utilizzate prima del 2027. Così una nota di William Starz dopo che i consiglieri di opposizione hanno divulgato la notizia che i 48,8 milioni di euro del Ministero arriverebbero nel 2027 in 8 rate fino al 2034. Con l'approvazione della legge di assestamento di bilancio estiva, la Regione mette in campo risorse straordinarie per un valore complessivo di 1 miliardo e 200 milioni di euro destinate a sostenere lo sviluppo del territorio e le risorse stanziate che rafforzano la capacità di intervento in settori strategici per il futuro del Friuli Venezia Giulia. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli al termine della maratona d'aula che si è conclusa con l'approvazione della legge di assestamento di bilancio. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi nuvolosità variabile con rovesci temporali sparsi a più riprese nel corso della giornata, più probabili al mattino e nelle ore centrali, possibili temporali localmente forti, temperature minime in pianura fra 17 e 20, sulla costa fra 20 e 23, massime in pianura fra 26 e 29, sulla costa fra 26 e 28 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.